scaletta e sono sempre a Lugano e sono sempre con un altro dei miei collaboratori ed è bellissimo oggi perché io sono serena, siamo all'assistenza delle tecniche di memoria e questa la faccio fare a loro perché hanno quella motivazione, quell'entusiasmo, quella voglia di imparare insegnando, perché il modo migliore a volte per imparare è insegnare qualcosa a qualcuno, perché quando tu insegni devi fare mente locale e devi avere quella capacità talmente chiara di aver colto ciò che è importante trasmettere, altrimenti non puoi trasmettere. Cos'è che sai così tanto bene che potresti insegnare agli altri? Perché ricorda, esiste abbondanza, quando tu trattieni, quando tu dici una conoscenza bella, non voglio che nessun altro la sappia, forse ti condanni a non avere così tanta abbondanza. Cosa ti dà essere qua? Lui è appena tornato da un periodo di pausa, perché studio e appunto ripresa. perché ha avuto un periodo particolare, quindi adesso è qui e non vedeva l'ora di essere qui. Cosa ti fa essere con noi? Appunto, come dicevi tu, il fatto di insegnare agli altri dà un sacco di motivazione, perché vedere crescere le altre persone e soprattutto trovare per loro delle soluzioni che magari per te non avresti mai trovato è veramente bello. Questo mi dà la motivazione di essere qua, di venire sempre, ogni volta che posso, che c'è il corso. È appunto una crescita continua. Pensa, quando tu per te stesso non trovi le soluzioni, spesso le trovi per gli stessi problemi per qualcun altro, perché quando ragioniamo per noi siamo molto pigri, quando ci adoperiamo e ci mettiamo sulla lunghezza d'onda dell'aiutare l'altro ci arrivano degli insight, delle illuminazioni veramente molto molto ampie. Qual è quella cosa che potresti aiutare a fare? Qual è quella cosa che ti piacerebbe insegnare? Così la impari più anche tu, di più anche tu. Pensaci, ciao, ciao ciao. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.